You ass! Come here, ass! Fuck! Ehi, vagina, facciamo l'amore? Non mi va! Neanche se ti do dei bacini leggeri, leggeri qui. E poi delle carezzine leggere, leggere qui. Oh, E sempre leggero, leggero, comincio a... insomma, basta! Prendimi! E vai, yupidu! Wada! Ma il preservativo ce l'hai? No. Ma che ce frega? Dei miei amici mi hanno insegnato il coito interrotto. E sarebbe? Che praticamente io mi allontano proprio un attimo prima di raggiungere l'orgasmo. Devo fidarmi? Alla grande, vieni qui. Mua, 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 mua. Ehi, ma cos'è quella gocciolina che hai sulla testa? Quale gocciolina? Hai una gocciolina che ti cola proprio lì! Ah, quella è sudore. Ma è sperma! Ma non è possibile, non ho ancora raggiunto l'orgasmo. E allora come lo spieghi? Beh, mi avevano avvertito che poteva uscire qualcosina a volte durante, ma è pochissimo e figurati se basta per farti rimanere incinta. Vabbè. Bene, Bene, ho un ritardo. porca miseria, e di quanto? 6 mesi. Cosa? E non potevi dirmelo prima? Volevo essere sicura. E siamo sicuri sì, cacchiarola, adesso avremo dei figli. Bah! Che c'è di male? Non potrò più giocare alla PlayStation. Ma non sei felice che saremo una famiglia? Oh mamma, che incubo, maledetta gocciolina. Bene, andiamo che tardi. Mi cambio e arrivo. Ma che ci fai vestito così? Tu non ti preoccupare, andiamo. Ciao Bene, sono Samantha, la tua collega di ufficio. Ho finalmente trovato il coraggio di chiedertelo. Vuoi fare l'amore con me? Va bene, ma che fai? Chi ti manda un messaggino a quest'ora? Oh mamma mia, e ora che faccio? Come scusa? Dico, chi ti ha mandato quel messaggino? Ah, il messaggino, sì, certo, come no, sì, no, ora ho capito, tutto a posto. Sì, ma non mi hai ancora detto chi te lo ha mandato. Strano mi pareva, e dunque, è un messaggino di Ano, sì, ecco, è Ano. Ah, no? E che vuole? Nulla, dice che ci vuole bene e ti saluta tanto. Non sarà invece una tua collega del lavoro che ci prova? Che? Ma come ti viene in mente? Ora basta, fammi seguire il film. Ok. Bene, allora vieni qui. Oh mamma mia, Samantha. Wow. Prendimi, sono finalmente tua. Sì, ti prendo. Dunque ora ti do i bacini e... Ti amo tanto, amore mio. Ma tanto, tanto, tanto. Oh mio Dio, no! Vagina mi ama così tanto, è pazza di me, io sono tutto per lei e non mi tradirebbe mai e poi mai. Ed è per questo che io non posso tradirla. Mi dispiace. Uffa, vabbè, ormai però mi è venuta voglia. Ti dispiace se mi tocco? No, fa pure. Aspetta, ho cambiato idea. Ora! Ma sei sicuro che poi riuscirai a gestire il senso di colpa? Certo, certo. Mua, 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 mua. Guardala, non sospetta nulla. Io non le dirò mai niente. Sono tranquillissimo, non ho nessun senso di colpa. Scusa bene, hai mica visto il telecomando? Sì, ti ho tradita. Potrai mai perdonarmi. Ma non ti preoccupare, amore mio. Io ti perdono. Ti amo tanto, sai? Davvero mi perdoni? Ma certo, io ti amo. Wow,
Sei fantastica, sai. Grazie, amore mio, grazie. Anch'io ti amo, anch'io ti amo. Pronto? Ciao vagina, sono io. Solita ora e solito alberghetto? Ovviamente. Ottimo, non vedo l'ora. Ciao, mia focosa vaginetta. Oh 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 oh. Chi era, amore mio? Ano. Ah, no.